la prima presentazione del libro La Terra Verde dei Cenici, che ho firmato io, ma che è un libro maturato insieme a Giuseppe, con il quale ho incominciato questo percorso, non ancora in gestazione, è un percorso di ricerca sulla physis, sulla natura. La physis nei tempi presocratici comprendeva l'uomo, le piante, gli animali. Credo che sia il momento di recuperare nella nostra società, abbiamo bisogno di recuperare quest'altro pezzo di physis, la natura, che è diventata ormai un oggetto, un'immagine, una cosa mercificata. E come recuperarla? Questo era il problema che si poneva a me, ma forse anche ad altri, a me più che ad altri, perché io provengo dalla natura e da una civiltà della natura che ha la terra come fondamento. Dunque, pensando e scrivendo intorno al teatro, ho pensato fosse necessario recuperare un teatro più vicino alla terra e quindi riportare lo spazio della parola e dell'azione all'interno dello spazio della physis originaria, cioè quella nella quale l'uomo e la pianta e l'animale sono alla pari, possono dialogare alla pari all'interno di questo specchio che è il teatro, lo specchio della storia dell'uomo. Intendiamoci, andando avanti mi sono reso conto sempre che necessaria al contesto sociale in cui viviamo, in questa città così martoriata come Roma attualmente, e come sia necessario ricondurci al contatto e all'azione positiva e attiva nei nostri spazi verdi che costellano la nostra città e i nostri quartieri. Partiamo dai condomini, dagli spazi privati che hanno comunque dei frammenti di verde talora trascurati, fino ai giardini e ai parchi pubblici e via via discorrendo di scala. Che cosa penso? Che cosa pensiamo? Che cosa vogliamo? Vogliamo creare e vogliamo realizzare attraverso questo progetto, portato anche all'esterno, e alla scoperta e alla riscoperta del verde attraverso l'azione e attraverso la realizzazione culturale, vogliamo provare anche a, come dire, riscoprire questo rapporto, questa relazione con la natura e le emozioni, e comunque in modo operoso e fattivo. Operoso e fattivo come, per esempio, cerchiamo di fare a scuola ogni giorno, come si fa con le persone sensibili, come si dovrebbe realizzare in tanti, io penso. Operosità, dicevo. Ora, si diceva del materiale riciclato e del lavoro che dagli elementi naturali diventano elementi scenografici e diventano momenti culturali. Non a caso il riciclo, che è parola abusata e molto di moda, di per sé può creare un ponte concreto di collegamento tra le cose della natura opportunamente rielaborate, realizzate e ricondotte a ciò che vogliamo, rimanendo se stesse poi in realtà e ritornando se stesse poi, dicevo, e la cultura, scenografia e scrittura insieme.